Siamo all'Istituto Fermi con il dirigente scolastico Santino Lopressi, primo giorno di esami di Stato. Poco fa il ministro Valditara ha dato i codici, si sono potuti così iniziare. Ecco, parliamo di questi temi, ecco come diciamo si stanno svolgendo gli esami, insomma il resoconto di questa prima giornata. I compiti sono molto accessibili e quindi voglio dire sono temi che i ragazzi penso avranno affrontato nella normalità, perché sono temi, abbiamo su Pirandello, abbiamo tanti altri diciamo, e poi temi anche di carattere generale sull'agenda ONU, quindi voglio dire sono temi come dire affrontabili. Per quanto riguarda l'esame, è un esame sereno e i ragazzi devono stare molto sereni, perché noi non facciamo altro che tirare un po' le somme di quello che è stato il percorso di 13 anni, diciamo, del percorso di vita, quindi non c'è da avere paura e la scuola io penso che sia il luogo della gioia, perché nella scuola si viene per apprendere, per formarsi non solo diciamo, sotto l'aspetto professionale ma anche sotto l'aspetto educativo. Certo non è il solo luogo dove diciamo, ci si apprendono gli elementi educativi, c'è la famiglia, ma ci sono tanti altri luoghi dove si può prendere, però la scuola favorisce questo percorso, un percorso di socializzazione, dello stare insieme, del conoscere tanti amici e poi, come dicevo, di formarsi perché no, già da ora, ad esempio questo è un istituto particolare, un istituto tecnico e professionale, quindi alla fine di questo percorso già si potrebbero come dire, intraprendere attività lavorative, perché parliamo di tecnici elettrici, tecnici elettronici, meccanici, chimici, odontotecnici, quindi sono tutte professionalità che possono già dare uno sbocco lavorativo. Per chi invece volesse proseguire, tante strade sono aperte come dire, per quanto riguarda l'università. Ecco, quindi la scuola, essendo un luogo di questo tipo così importante, ecco, deve essere per forza, deve trasmettere serenità. E noi docenti, lo vedo con altre commissioni, mi pare che c'è un clima sereno, un clima proprio di disponibilità totale, fermo restando che deve essere di rispetto delle regole in ogni sua parte. Come si svolgeranno gli esami? Ecco, come saranno? Oggi è il primo giorno, lo scritto di italiano e successivamente? Oggi abbiamo la prima prova scritta di italiano, domani vi sarà la seconda prova che dipende dal tipo di istituto, diciamo, dalle scelte, quindi dagli indirizzi. Poi si prevede venerdì e sabato le correzioni e da lunedì si può incominciare, tra lunedì e martedì, le prove orarie. Quindi io penso che tra il 3 e il 4 di luglio le commissioni, voglio dire, tranne che non vi siano numeri diciamo, importanti, si può andare oltre, però normalmente penso che nella prima settimana di luglio tutto può terminarsi e quindi i ragazzi così vedere qual è il percorso che debbono fare, prendere un po' di serenità, questo vale per tutti e quindi penso che non siano percorsi molto lunghi, ecco, quindi in 2 settimane si concluderà il percorso degli esami. Sono stati problemi circa corpo docente, so che diverse scuole hanno avuto queste problematiche, commissari, insomma. Sì, ancora c'è questo problema che da me ad esempio ancora manca un commissario, penso in altri colleghi, quindi abbiamo questo problema di reperire i commissari. Anche questo deve essere un ripensamento a livello centrale, perché l'assenza di questi, diciamo, di tanti commissari vuol dire che c'è qualche problema che va affrontato e risolto, perché altrimenti entriamo in difficoltà. Però penso che gli uffici scolastici periferici e quelli centrali sono a lavoro per risolverlo da qui a qualche giorno, perché ancora c'è la possibilità, diciamo, di dare soluzione al problema e quindi poi svolgere normalmente gli esami.